E rientriamo in questo studio ideale dedicato al post alluvione veneta. Non potevamo non essere con il vicepresidente Marino Zorzato. Allora, facciamo un po' lo stato dell'arte, vicepresidente, la situazione oggi in Veneto. Credo che questo episodio, dico drammatico, ci obbliga alla riflessione. Rispetto all'emergenza, credo che il lavoro che la Regione sta facendo, d'intesa con il Governo e la Protezione Civile, sia un lavoro importante. Il Presidente Zaia, da commissario, ha già messo in moto la cabina di regia e la sua squadra di lavoro. Credo che le prime risorse importanti, 300 milioni di euro, ci diano la tranquillità di un intervento immediato importante che cominci dai cittadini, dalle famiglie, che vada all'impresa e poi vada alla, in qualche modo, messa in sicurezza del nostro territorio. Chiedeva anche un salto di qualità l'approccio pubblico verso il privato e verso lo sviluppo sostenibile, ovviamente. Guardi, il convegno di oggi mostra tra le righe la parola primaria della solidarietà nei comportamenti e nelle azioni. I veneti sono diventati un modello in questi giorni rispetto all'Italia di come ci si aiuta, di come si mette il proprio cuore a disposizione degli altri. Solidarietà tra cittadini, tra lavoratori e imprenditori, tra imprese e cittadini. Questo è stato il modello di questi giorni. Adesso il salto di qualità, anche tra amministratori, tra sindaci e sindaci, province e province, territori e territori. Non c'è più il mio bene privato, il mio interesse privato, c'è un bene collettivo, cioè a dire, se un'opera pubblica serve per la messa in sicurezza del territorio, dove si deve fare e quel comune deve essere solidale, ancorché sia a casa sua, se fa il bene dei comuni che sono a valle di se stessi. Questo è, credo, il monito che dobbiamo tutti noi assieme prendere da questa grande emergenza e da questo grande cuore dei veneti. Dicevamo una nota positiva, la bonifica veneta che ha retto questa ondata, diciamo, di piena. Ma come sempre i veneti, al di là delle risorse, quando hanno responsabilità nei settori, in questo caso le bonifiche, i geni civili, la protezione civile, come sempre danno il massimo di se stessi. Quindi credo che anche nel disastro che abbiamo subito, credo che il bilancio dell'iniziativa pubblica si possa considerare, dico sufficiente perché comunque è difficile di più il momento in cui i cittadini hanno sofferto. Io la ringrazio davvero della sua disponibilità, grazie al vicepresidente di Regione Veneto per la cortesia e per la puntualità. Noi ci fermiamo qui, un servizio e poi le conclusioni da questo studio ideale. A tra poco. Indice Ismea, costi agricoli in aumento. Galan, sia impianti fotovoltaici, una risorsa per l'agricoltura. Aperte le iscrizioni per il premio Oscar Green 2011. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Aumentano i costi a carico degli agricoltori. L'indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione agricoli ha registrato un aumento dello 0,5% rispetto al mese di settembre e del 3,9% da ottobre 2009. Le rilevazioni evidenziano in particolare un forte rincaro dei mangimi, in crescita del 13,6% rispetto allo scorso anno. Aumento del 4,6% con punte del 5,3% per la voce energia elettrica e del 5,1% per i carburanti. In controtendenza il capitolo degli animali d'allevamento, i cui prezzi hanno ceduto a settembre il 3,6% su base mensile e l'1,8% rispetto all'analogo periodo del 2009. Per i concimi si rileva un aumento dello 0,9%. Per le restanti voci di spesa, antiparassitari, salari, sementi, spese per assicurazioni ed emolumenti a terzi, non si registrano variazioni di rilievo, ad eccezione dei salari e delle sementi, che evidenziano una crescita su ottobre 2009 rispettivamente del 2 e dell'1,5%. Sono particolarmente soddisfatto per l'approvazione in sede di Consiglio dei Ministri del decreto legislativo sulle fonti rinnovabili proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Così il Ministro delle Politiche Agricole Giancarlo Galan commenta l'approvazione del decreto legislativo sulla promozione delle fonti rinnovabili, con cui si compie un passo decisivo per il conseguimento degli obiettivi nazionali dell'utilizzo del 17% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. Tale provvedimento riveste grande importanza anche per il settore agricolo, che negli ultimi anni ha effettuato grossi investimenti per la creazione di oltre 200 nuovi impianti già in esercizio e di altri 400 in corso di accreditamento. Questi numeri dimostrano che gli agricoltori hanno giocato un ruolo importante nell'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Al via le iscrizioni alla quinta edizione del premio Oscar Green, l'importante evento promosso da Coldiretti Giovane Impresa per dare un giusto riconoscimento alle giovani imprese agricole italiane che hanno iniziato un percorso di innovazione, ricerca e diversificazione, dando vita a realtà imprenditoriali che hanno accolto e rilanciato la sfida della globalizzazione. Sarà possibile iscriversi al concorso fino al prossimo 28 febbraio 2011 registrandosi al sito web www.oscargreen.it.
Il concorso prevede diverse categorie di premi, di cui saranno meritevoli quegli imprenditori capaci di rischiare, innovare e diversificare senza perdere di vista il rispetto per l'ambiente e la cultura della produzione di qualità. Il premio Oscar metterà in risalto la storia di chi realizza un progetto originale ed innovativo e decide di scommettere su questi valori per il proprio futuro. Rientriamo allora in questo studio ideale per tirare un po' delle conclusioni assieme all'Unione Bonifica Veneta dopo una conferenza stampa che ha parlato sì di alluvione, post-alluvione, ma anche di futuro e di progettualità. Siamo con Antonio Salvan, presidente del Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo, e con Eugenio Zaggia, presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, e ovviamente ancora con il presidente Sergio Giuseppe Romano. Allora, andiamo un po' nelle vostre aree di competenza che hanno sofferto questo dramma. La situazione oggi? Oggi la situazione ormai è fuori del rischio idraulico, nel senso che le acque sono state allontanate e non c'è più nessun punto del territorio che non sia stato prosciugato. Rimane la sofferenza, immagino. Rimane la sofferenza delle canalizzazioni sia private che gestite dal consorzio, che sono state sollecitate e quindi rovinate in maniera pesante, e poi non dimentichiamo questo, tutta la sofferenza per le abitazioni della gente e tutte le infrastrutture sia anche artigianali e industriali che sono state messe a dura prova. Non dimentichiamo anche gli allevatori che nelle zone proprio di Ospedaletto e Saletto hanno avuto dei danni dal punto di vista zootecnico che sono stati i più ingenti del territorio. Zaggia. Ma direi da noi per fortuna tanti danni, ma non ci sono state vittime e questo direi è dovuto sicuramente alla tempestività del genio di Padova, degli uffici regionali, che in 30 ore hanno chiuso una falla sul Bacchiglione. Se invece che 30 ore fossero state ulteriori altre ore, probabilmente oggi avremmo avuto ancora più danni sia alle infrastrutture che alle famiglie e alle persone. Quindi direi grazie agli uffici della Regione, del genio di Padova e regionale. Il resto l'abbiamo fatto come consorzio, sollevando milioni e milioni e milioni di metri cubi d'acqua che sono entrati nel territorio del Bacchiglione. Presidente, tiriamo un po' delle conclusioni. Voi avete presentato questo piano quinquennale di cui ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione. Ora non resta che progetto per progetto andare a cercare le risorse ed attuarlo. Sì, sicuramente sì. Progetto per progetto noi li abbiamo già predisposti, siamo già pronti, abbiamo già verificato sul campo la fattibilità, quindi su questo noi siamo pronti. Siamo pronti a confrontarci con il territorio, a confrontarci con le istituzioni, perché credo che l'importante è avere un unico tavolo di concertazione, lavorare assieme, sperando che su alcune questioni, su alcuni dati, su alcuni passaggi ci sia una grande comprensione da parte del territorio, perché non si può pensare che i problemi nascano dagli altri e si risolvano dagli altri. I problemi devono essere risolti assieme, caricandoci anche un po' di responsabilità, una buona e sana responsabilità. Allora, io ringrazio davvero queste testimonianze, ci fermiamo qui, siamo arrivati alle conclusioni, che ce ne metto una anch'io, che è quella forse che tutti noi dovremmo avere più consapevolezza del ruolo dei consorzi di bonifica, di che cos'è la bonifica e cosa fa ogni giorno e non solo quando c'è una calamità per il territorio. Noi ci fermiamo qui e ritorniamo la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Grazie. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APOVF.